Seconda corsa dal Savio, un confronto sul miglio per Gentleman, categoria G. Sono 9, 1 Kanaka OP, 2 Calogero RG, 3 Cedro Bro, 4 Troy Holz, 5 Black Beauty Key, 6 Zyron, seconda linea, 7 Allegro La Sola, 8 Cazzaniga Light, 9 Boreagal. Match fra Zyron e Troy Holz sulla carta. Macchina che accelera. Vediamo in partenza veloce Troy Holz che conquista la testa, all'esterno Zyron tra i due, invece c'è Black Beauty che sbotta di galoppo e così è Troy Holz che va a condurre nei confronti di Zyron. Più indietro il resto dei concorrenti capeggiati da Kanaka OP. Primi 200 molto svelti in 14,3, Troy Holz in vantaggio, Zyron che segue. Kanaka OP in terza posizione, poi Allegro La Sola e via via gli altri. Intanto 29,5 per i 400 iniziali, in quinta posizione per Boreagal, gli altri leggermente più discosti, tutti in fila indiana alle spalle del leader Troy Holz che ha conquistato in breve il comando nei confronti di Zyron. 600 che se ne vanno in 46,1. Con leader Troy Holz, Zyron in scia, in terza posizione c'è Kanaka OP davanti ad Allegro La Sol, accenna a spostare all'esterno Boreagal quando siamo all'altezza del giro, coperto in 1 e 2 scarsi, mentre gli altri sono più discosti con Black Beauty che cerca di tornare in avanti. Intanto se ne va il chilometro con Troy Holz che comanda la gara. 1,17,5, Zyron in seconda posizione, poi Kanaka OP e Allegro La Sol non cambia nulla anche perché Boreagal cerca di venire all'esterno ma non riesce a guadagnare più di tanto e così in vantaggio è sempre Troy Holz nei confronti di Zyron che rimane lì. Troy Holz allunga deciso ora sulla curva finale, Zyron sempre lì, non riesce però a affacciarsi sull'avversario, completamente della piegata, ingresso in retta d'arrivo con Troy Holz in vantaggio, Zyron in seconda posizione, poi Kanaka OP che sposta, ci prova all'interno anche Zyron ma Troy Holz è in vantaggio ai 50 finali. Troy Holz nelle battute conclusive viene a vincere nei confronti di Kanaka OP che sul palo piega Zyron per il secondo posto. 1,16,2, 29,7 a chiudere. Perfetto percorso di testa di Troy Holz. Graziano Reggiani in sediolo per conto di Pietro De Muru e della proprietà dello stesso Graziano Reggiani che in percorso di testa tiene a bada tutti i tentativi di Zyron che poi sul palo è piegato per il secondo anche da Kanaka OP. Andiamo a rivedere le fasi finali. 4-1-6, questo dovrebbe essere l'ordine d'arrivo della seconda corsa dal Savio.